per andare verso l'ultima sessione di questo nostro ecoforum della mattina, poi ci ritroveremo più avanti. Rifiuti free modello verso il 2030, il Veneto verso il 2030, con cui concluderemo i lavori. Prima di presentarvi i nostri ospiti, insieme a seguire vedremo due video, quello di Andrea Baldisseri, direttore del Consiglio di Bacino di Vicenza, e quello di Alessandro Baldini, presidente del Consiglio di Bacino di Padova Sud. Possono andare i contributi video. Allora, la prospettiva di un Veneto rifiuti free la vedo molto, al momento, molto improbabile, molto remota e forse irraggiungibile. Comunque nulla vieta che ci si possa avviare lungo questa strada, però ci vogliono secondo me due presupposti. Il primo è che ci sia una progettazione alla base che per esempio porti a produrre meno imballaggi di partenza, e la seconda, ci vuole un lungo lavoro di sensibilizzazione perché ciò che non fa il produttore diventi un condizionamento da parte dei consumatori. Quello che riguarda invece il piano regionale di gestione dei rifiuti nel suo prossimo aggiornamento, nella sua prossima predisposizione, sfruttando l'impostazione iniziale della regione sul fatto dell'unico ambito regionale, va secondo me spinta molto di più una logica integrata. Certo, veniamo da un momento in cui per anni i singoli bacini, cioè i vecchi ATO, hanno provveduto per conto proprio, chi più avanti, chi più indietro, ma in una logica regionale probabilmente una gestione più integrata e anche in parte solidale andrebbe pensata. E questo forse è più un aspetto gestionale. Da un punto di vista più invece incisivo del piano, secondo me bisognerebbe spostarsi da quello che è il totem unico attuale, cioè la percentuale di raccolta differenziata, spostandoci invece su criteri che siano più di premio. Mi spiego, ipotesi, lavori, incentivi sulla preparazione al riutilizzo, per esempio. Premiare non tanto e non solo chi ha un'alta percentuale di raccolta differenziata, perché dopo alla fine non c'è il controllo sulla qualità di questa raccolta, ma per esempio premiare chi produce meno rifiuti, perché sennò il rischio è, sì, percentuale benissimo, ma se continuiamo a produrre sempre più rifiuti avremo comunque sempre uno scarto importante da gestire. E questo alla fine in qualche modo deve essere affrontato. È importante avere un buon piano, ma prima del piano rifiuti del Veneto dovremo avere una legislazione nazionale che vada in tal senso, un riordino sostanzialmente legislativo. Abbiamo troppe leggi e troppa burocrazia. Il piano dei rifiuti della Regione Veneto deve tenere, secondo noi, presente una sburocratizzazione per una semplicità da parte di queste aziende che devono comunque produrre e riciclare, e sicuramente puntare sull'innovazione tecnologica. Questa è la nuova sfida al futuro. L'effetto della pandemia anche nella nostra economia ci impone questo. L'attuazione e l'utilizzo dei fondi derivanti anche dal Green New Deal può essere di aiuto in questa fase. È importante. Bene, siamo tornati in diretta, abbiamo cominciato a mettere un piede in questo Veneto 2030 nella gestione dei rifiuti, ma noi abbiamo un grande privilegio, una vera fortuna, perché abbiamo un inviato speciale di questo Ecoforum che questo futuro al 2030 lo sta già vivendo e quindi ce lo potrà raccontare in diretta. È Paolo Contò, direttore del Consiglio di Bacino di Priula, in provincia di Treviso. Allora, com'è questo Veneto del 2030, Contò? Lo dice uno che oggi ha 67 anni, nonostante ne dimostri almeno 10 in meno, e da qualche anno ho lasciato la direzione del Consiglio di Bacino Priula. Per cui questa edizione, la 15ª dell'Ecoforum, ha chiesto a un pensionato come me, in quanto appunto siamo il 30-11 del 30, quindi 30-11, 30 novembre 30. Com'è il modello Veneto? Mi hanno chiesto di sapere da voi che siete il miglior distretto, il Veneto è il miglior distretto dell'economia circolare anche dal punto di vista internazionale. E allora vi voglio raccontare quello che sto vedendo, cioè quali sono gli elementi che lo caratterizzano questo modello Veneto. Intanto la governance, perché abbiamo una decina di bacini dove istituiti dalla regione con la quale siamo riusciti a
allineare tutte le politiche tariffarie, tutte le politiche di servizio, cioè in ciascun bacino c'è la stessa tariffa e lo stesso servizio. Ovviamente le differenze sono di tipo solo zonale, non comunale, cioè dove ci sono differenze orografiche oppure di particolare complessità, vi è una differenza di servizio e di tariffa, perché il centro non è più il comune, ma il cittadino dove vive con le sue esigenze. Il modello Veneto però è diventato tale grazie a un coordinamento tra bacini. Infatti non sono solo 10 isole, sono fra loro raccordate con un coordinamento regionale. Quindi le strategie, le politiche che sono state assunte da tutti sono omogenee. Tutti questi 10 bacini da tempo hanno allineato le proprie politiche e di servizio e di tariffa. Quindi ci muoviamo come squadra per rappresentare quello che è il modello Veneto con i suoi risultati che sono orientati all'economia circolare, una vecchia direttiva di circa 16 anni fa che è stata portata in Europa. Noi l'abbiamo fatta. Anche le società di gestione sono particolari, sono più società di servizio che di business, più di utilità sociale che di soci, e hanno creato una rete tra di loro di sinergie per poter meglio raggiungere anche questi risultati che ha portato il Veneto ai primi livelli europei. Qual è il modello di servizio? Allora abbiamo il principio della responsabilità, che ha generato il modello porta a porta spinta, o comunque nelle zone complesse analoghi modelli responsabilizzanti. Significa che in tutta la regione abbiamo un sistema omogeneo, abbiamo mezzi per la raccolta porta a porta e più ergonomici, e si possono fare anche più raccolte differenziate. Voi non ci crederete, ma non ci sono più le solite e solo raccolte porta a porta, ma si è anche estesa ad altre frazioni minori. Io in realtà come pensionato invece in a vedere i quartieri guardo queste meraviglie che nel frattempo sono state costruite, questi nuovi mezzi, queste nuove modalità e questi nuovi impianti. Non ci sono più cassonetti stradali ad accesso libero, nelle reminiscenze di una volta, oggi i bambini neanche ci credono. I cestini sono addirittura diventati anch'essi adatti alla raccolta differenziata, non c'è più solo un materiale. E gli ecocentri sono progrediti in dimensioni e anche nel loro uso. Si fa l'identificazione dell'utente, si quantifica, c'è un centro del riuso per ogni centro di raccolta differenziata. Tutti i comuni sono a tariffa corrispettiva, cioè si paga in base ai rifiuti prodotti. Le superfici non ci sono più, d'altronde la prima legge era di 100 anni fa circa, no? Sono andate avanti fino ai primi anni 20, ma poi è stata abbandonata per la tariffa puntuale. Il Veneto ha anche tutta una serie di impianti di trasformazione, perché il Veneto è autosufficiente. Il Veneto ciò che raccoglie se lo tratta ed è così autonomo, produce valore quindi per il proprio territorio. Questa è stata la scelta che sono state fatte tanti anni fa. Ci sono impianti nuovi, per esempio i pannolini, ce ne sono alcuni nel Veneto, ma addirittura si fa la selezione del rifiuto indifferenziato, e non solo, anche nel rifiuto differenziato si tirano fuori materiali di valore aggiunto rispetto a quelli di una volta, cioè si entra un po' nel dettaglio, perfino nell'umido puzzolente, e così un vecchio adagio ritorna vero, no? Che anche perfino da questi materiali si può tirar fuori qualcosa di buono e di utile. Si chiamano bioraffinerie e ce ne sono anche qui in Veneto. Che risultati abbiamo oggi? Al 2030, sì. Il dato però è 2029, perché l'ARPA deve mandare i dati, abbiamo toccato la media dell'85%, il rifiuto residuo è attorno ai 40 kg abitante, e l'indice di riciclo, che è un nuovo indicatore che è nato parecchi anni fa con la vecchia direttiva di cui vi parlavo, è al 75%, abbiamo anticipato l'obiettivo al 2035. Bene. Ecco, il nuovo piano regionale si farà tra poco, penserà di introdurre ulteriori obiettivi, perché il prossimo fronte è aumentare sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti non riciclabili, quelli costitutivamente. Ma
Per chiudere, il modello Veneto non è stato inventato se non da quello che c'era già. Già 10 anni fa nei dati c'erano gli embrioni e i semi di quello che doveva diventare qualcosa di standard e che ci riconosceva questo modello a livello Veneto. Già allora c'erano 440 comuni con sistema di raccolta porta a porta spinto. Già allora 246 avevano la tariffa puntuale e la raccolta differenziata era già oltre il 70% con meno di 120 kg abitante anno. Quindi erano già dati eccezionali costruiti dal Veneto e che indicavano una caratteristica specifica che poi è stata denominata appunto modello Veneto. Bene, grazie al nostro inviato speciale nel futuro, che ha scoperto anche nel frattempo l'elisir dalla giovinezza. Questo non l'ha detto, ma vedete che è pensionato in gran forma, che è Paolo Contò. Fuori di metafora ma è stata una metafora interessante. Io voglio chiedere da subito al senatore Giampaolo Vallardi, che è presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, se in questo futuro disegnato dal nostro inviato speciale ci si ritrova o è solo un libro dei sogni. E non abbiamo l'audio del senatore Vallardi. Adesso perfetto, benissimo, sì. La ascoltiamo. Ciao, buongiorno a tutti, saluto Stefano Ciaffani, saluto Giampaolo Bottacin, saluto il pensionato Paolo Contò, ma penso che più o meno siamo tutti pensionati, forse qualcuno anche più di lui. Ci ritroviamo sicuramente in questa visione futuristica dei rifiuti, però perché secondo me in Veneto un po' nel futuro ci siamo già, nel senso che siamo un po' più avanti, possiamo dircelo, visto che il Forum Veneto, non tanto per autocelebrazione, ma ho avuto la fortuna di girare un po' l'Italia anche come presidente della Commissione Agricoltura, e devo dire che quando si identifica il modello Veneto, il modello nord-est, il modello del nord, credo che a pieno titolo siamo un esempio per il resto d'Italia, e devo dire che Legambiente in questo ci riconosce anche il fatto che probabilmente se tutto il paese mutuasse o copiasse le nostre best practices, credo che il problema rifiuti che c'è in giro per il paese molto probabilmente verrebbe risolto anche velocemente. Merito sicuramente dei nostri cittadini, dei tanti bravi sindaci dei nostri territori, ma merito anche, non perché c'è qua l'assessore Bottacin, ma perché la Regione Veneto e il governatore Zaia in tutti questi anni comunque ha supportato tutte le iniziative che venivano dai territori. Un futuro migliore di questo, ce lo auguriamo tutti. Credo che dal punto di vista impiantistico la Regione ci stia aiutando, perché credo che solo con gli impianti riusciremo a gestire ancora meglio quello che già stiamo facendo. Un piano regionale dei rifiuti mi sembra funzioni molto bene. Credo che la tecnologia che si sta sviluppando in Veneto sia già un passo in avanti nel futuro. Parlo degli impianti a biometano che si stanno sviluppando nel nostro territorio, sentivo prima Paolo Contò, e credo che tutte queste pratiche ci permetteranno nel 2030 di aiutare anche quella visione green che l'Europa ci sta imponendo, ma secondo me giustamente imponendo, perché per mitigare per quanto possibile questi cambiamenti climatici che ormai da più parti vediamo si scatenano nei nostri territori, comunque una mano forte la dobbiamo dare anche noi, sia come raccolta dei rifiuti, sia come nuova gestione dell'agricoltura, con una visione diversa, con una visione green. Qui le sfide sono veramente forti, sono veramente importanti. La nuova PAC che si indirizzerà molto su questa nuova concezione, il biologico che sta venendo avanti, ma green e tantissimi argomenti che vorrebbero molto tempo per poterli sviluppare, però credo che il Veneto sia sulla strada giusta.
fino ad oggi non siamo stati. Dicevo prima, dobbiamo anche un minimo riconoscere da noi quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuti, anche se tanti comunque già ce li riconoscono. Un'Europa che, devo dire, ci attiranna magari dal punto di vista finanziario per tante ragioni, però devo dire che dal punto di vista ecologico il Veneto procede a pari passo con quelli che sono gli obiettivi dell'Europa. Il resto d'Italia magari ci viene dietro, dobbiamo un po' trascinarlo, però se noi continuiamo su questa strada con il nostro esempio saremo sicuramente un punto di riferimento anche per il resto del paese. E devo dire che Legambiente questo l'ha sempre riconosciuto. Grazie davvero al senatore Giampaolo Vallardi, presidente del Consiglio di Bacino Sinistra Piave e presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Allora vorrei chiamare in causa ora Giampaolo Bottacin, che è assessore all'ambiente della Regione Veneto. Prima di ascoltarla, la domanda che le voglio fare è questa, tornando con i piedi per terra, anche se Paolo Contò ha detto delle cose molto concrete, il nostro inviato dal futuro non è stato molto metaforico. Che cosa ci possiamo attendere? Che obiettivi ha lei nella revisione del piano regionale dei rifiuti? Intanto grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è un piacere essere coinvolti, come peraltro accade da anni da Legambiente in questo momento importante, soprattutto quest'anno in vista appunto del nuovo piano rifiuti di cui dovrà dotarsi la Regione del Veneto nell'aggiornamento rispetto al Veneto. Ma intanto partiamo da un paio di dati e in modo particolare la raccolta differenziata per quanto riguarda il rifiuto solido urbano, il 74,7% riferito al 2019, vuol dire che siamo in linea con il vecchio piano rifiuti che prevedeva entro il 2020 raggiungere il 76%. Diciamo che sostanzialmente ci siamo, considerando il miglioramento che c'è stato anche nell'ultimo anno, cioè 2019 rispetto al 2018. 471 kg per abitante di produzione di rifiuti e 119 kg per abitante di indifferenziato. Questi due numeri credo siano particolarmente importanti, vengono tra l'altro ripresi da Legambiente ponendo l'obiettivo di 375 kg per abitante, un obiettivo ambizioso, che vuol dire ridurre la quantità di rifiuto prodotto, e io dico sempre, credo che questo debba partire anche a monte con il coinvolgimento delle imprese. È un ragionamento molto complesso che comprende tutto l'ambito del packaging. Ovviamente questo impatta con tutto il tema del marketing, degli aspetti commerciali, insomma una sfida importantissima, però io credo che sia necessario passare di là per ottenere poco rifiuto. Bisogna partire da poco materiale, insomma è un ragionamento se vogliamo banale, ma sicuramente è complesso poi nella sua attuazione. Questo è uno dei punti, secondo me, la quantità di rifiuti insieme alle imprese. Come insieme alle imprese vanno rappresentate, è stato detto da chi mi ha preceduto, lo ribadisco, tutte le opportunità che ci sono dietro a un recupero del materiale, che appunto, l'ha detto anche l'ingegnere Tomiato prima, è una risorsa, non è un problema, no? A partire dal 152 viene definito questo, quindi tutta la tematica del recupero, del riutilizzo e dell'end of waste, insomma tutti i temi che dove a volte la burocrazia non è che aiuti moltissimo l'impresa, invece è molto rapida, veloce nel secondare quelle che sono le innovazioni che vengono dalle richieste di mercato, e quindi credo che anche su questo tema sia importante spingere molto nel nuovo piano di rifiuti, che dovrà prevedere non solo una quantità di rifiuti più bassa prodotta per abitante, ma anche ovviamente incrementare la raccolta differenziata, sapendo chiaramente che è un percorso asintotico, quindi abbiamo raggiunto dei risultati assolutamente importanti che non hanno uguali in Italia, che difficilmente trovano uguali anche in Europa, e quindi ovviamente il percorso asintotico, il miglioramento è più consistente all'inizio, poi diventa sempre più difficile migliorarsi ancora. Però crediamo che ci siano ancora dei margini di miglioramento possibili. Ovviamente tutto questo si confronta anche con una serie di criticità, perché se è pur vero che il Veneto oggettivamente è una regione, l'ha detto anche il senatore Vallardi,
di riferimento a livello nazionale, ma può essere altrimenti dei comitati che avete ben strutturato e raggruppato nella vostra relazione di sintesi, ed è tutto evidente che alcuni punti di criticità ci sono. Uno è stato ricordato prima, quello del fatto che non abbiamo impianti per lo smaltimento dell'amianto, c'è tutto il tema dei rifiuti speciali, che ovviamente ci sono anche questi nel bilancio complessivo dei rifiuti, non c'è solo l'RSU. E sul tema dei rifiuti speciali, avendo anche un tessuto imprenditoriale molto attivo, per fortuna, adesso vedremo post-Covid, ma sono convinto che ovviamente il tutto riprenderà come è sempre accaduto in Veneto, e quindi avendo un tessuto imprenditoriale molto importante e strutturato, c'è tutto il tema dei rifiuti speciali che va affrontato nella maniera più corretta. Io, scusate, lo dico sempre, lo dico ancora una volta, il tema dei rifiuti speciali vede un import in Veneto molto più alto rispetto all'export, e questo significa da un lato che abbiamo degli impianti, questo è indubbio ed è un aspetto positivo, dall'altro però non vorrei che diventasse un alibi, l'ho detto anche più volte al ministro Costa, ma l'ho detto anche al ministro Galletti, che diventasse un alibi per qualche altra realtà a non procedere con la costruzione degli impianti, no? Un senso di responsabilizzazione dei cittadini in tutte le regioni credo che sia fondamentale e direi doveroso. Mi aggiungo e chiudo solo un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, per parlare del problema dei fanghi, dei inquinanti emergenti, però un tema mi sta particolarmente a cuore. Peraltro dopo domani avrò un ennesimo incontro, come sarà anche il Presidente d'Italia, il colonnello Corsano, e mi riferisco alla lotta agli ecoreati. È un tema particolarmente delicato che mi sta particolarmente a cuore. Abbiamo istituito quel tavolo ancora qualche anno fa, sono stati quasi 3 anni, con non solo i carabinieri dei NOE, con i quali abbiamo una convenzione ormai da anni, ma garantendo la massima collaborazione anche alle altre forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e i carabinieri forestali, eccetera. Ma abbiamo voluto creare questo tavolo anche insieme all'Università di Padova, i Vigili del Fuoco, ARPA naturalmente, l'ANCI, perché si è stato detto che il modello Veneto esisteva già da prima. Io credo che il modello Veneto sia sicuramente una rete di istituzioni, di cittadini, e anche su questo fronte credo che sia da ragionare in rete mettendo insieme tutte le competenze di ciascuno di questi soggetti, e anche con le indicazioni, per esempio, di Legambiente che ci possono venire, perché credo che questo sia un tema, anzi è un tema che ci preoccupa. Non è impattante come in altre regioni del nord Italia, perché abbiamo un impatto molto inferiore rispetto all'Emilia Romagna, al Piemonte e alla Lombardia come numero di incendi, però che riguardano i rifiuti, però è un tema assolutamente da attenzionare e che si ricollega a tutta una serie di questioni, a volte legate anche a quegli aspetti malavitosi. Ecco, io su questo ho pensato di porre l'attenzione, e credo che anche nel piano rifiuti dovremo inserire qualcosa su questo fronte, perché è un tema che ci riguarda sempre più da vicino e che coinvolge tutti, fino all'ultimo cittadino, e quindi credo che sia da combattere senza se e senza ma. Scusate se sono andato un po' lungo, però su questo ultimo tema io è un po', dicono che è il mio pallino, non lo so se sia vero, però è un tema che mi preoccupa, e ho avuto piacere quando il comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha citato in commissione bicamerale ecoreati questo tavolo di lavoro interistituzionale che è stato creato in Veneto, e ha suggerito che possa diventare un tavolo anche a livello nazionale, insomma, no? Mentre insieme di soggetti istituzioni credo che possa essere utile per tutti. Grazie di cuore a Giampaolo Bottacin, assessore ambiente Regione Veneto. Ha fatto benissimo a prendersi il tempo che ha voluto per quanto riguarda i fenomeni di illegalità ambientale.
accennavo prima, lo ripeto, l'11 di dicembre presenteremo il rapporto Ecomafia 2020 di Legambiente. Abbiamo ridato vita all'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità, condividendo questa preoccupazione. Allora, Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, proseguiamo sulla metafora della bisaccia del pellegrino. Che cosa ti porti nella bisaccia dopo questa giornata che hai inaugurato presentando le 12 proposte di Legambiente per il nuovo piano rifiuti? Beh, intanto la disponibilità a ritrovarci e pur nelle difficoltà a continuare quello che è un dialogo serrato che da tanti anni l'associazione Legambiente cerca di promuovere all'interno delle istituzioni, delle amministrazioni comunali, delle aziende che si occupano della raccolta e riciclo, delle aziende dell'economia circolare. Quindi ci rendiamo conto che c'è, oltre a questo, bisogno, insomma, oggi quello che ci sembra di capire, che questa consolidata capacità di dialogo ci aiuti a prendere per mano chi è rimasto indietro, perché ancora c'è chi è rimasto indietro. Oggi pomeriggio celebriamo senz'altro i comuni che fanno bene, quindi è importante riconoscere chi fa bene, premiare e riconoscere l'impegno, ma non possiamo sperare che gravi sulle spalle di chi fa bene il destino della nostra regione. Serve anche che si dia un colpo di reni, per così dire, anche nei territori dove si fatica di più, e in questo abbiamo buone esperienze, le abbiamo sentite oggi raccontare da alcune comuni turistici, da altri comuni costieri, altri li vedremo al pomeriggio, e soprattutto i comuni del Trevigiano che sono qui, sono con 2 bacini, consigli di bacino, che riescono a imprimere la velocità a questa regione. Speriamo, diciamo, che in quel futuro nel 2030, che, permettetemi la battuta, mi sembra che la connessione, insomma, sulle telecomunicazioni potremo contare, insomma, la fibra tiene, e ci siamo sentiti bene con Paolo, e quindi quella ce l'avremo. Speriamo di avere nel futuro anche, diciamo, un consolidato sistema che aiuti la regione a diventare un'esperienza eccezionale a livello nazionale e non solo alcuni territori di questa regione. E poi abbiamo capito che ci sono le disponibilità e la voglia di proseguire con un percorso vero anche di risorse. La strutturazione, abbiamo sentito dal vicepresidente del Consiglio regionale Finco, di una somma, diciamo, di circa 23 miliardi da richiedere all'interno dei 209 miliardi previsti nel recovery plan per il nostro paese. Una somma molto importante, probabilmente potrebbe non arrivare tutta, ma è importante che si inizi a inserire in questa somma, come ci ha confermato il vicepresidente, tante risorse per l'economia circolare. Grazie a Luigi Lazzaro. Allora, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, come e di che cosa c'è bisogno perché questa Veneto del 2030 che ci ha raccontato Paolo Contò sia l'Italia del 2030 nella gestione dei rifiuti? Ma innanzitutto sì, Enrico, permettetemi di ringraziare Gigi, Piero, tutta Legambiente Veneto per l'organizzazione di questo forum che abbiamo rimodulato, l'avevamo immaginato come gli anni precedenti, l'abbiamo dovuto rifare in maniera completamente diversa, e ringrazio il nostro comitato regionale di aver fatto tutto nel migliore dei modi, come sono abituati a fare, come ci hanno abituati nel vedere le loro attività. Ringrazio anche l'assessore Bottacin, Giampaolo Lallardi e Paolo Contò, perché questa, come tutti gli altri relatori della mattina ovviamente, perché insomma questa sessione finale della mattinata, perché poi proseguiamo nel pomeriggio, è importante perché noi vorremmo parlare, ovviamente da una parte stiamo parlando dell'Eden dell'economia circolare, perché il Veneto c'è poco da fare, è un modello che viene studiato anche all'estero, e questo credo che sia importante ricordarlo. Però, come sempre succede, anche i primi della classe devono, come dire, mettere in campo un percorso per continuare a migliorare, perché se è vero che alcuni territori della regione Veneto hanno già sostanzialmente portato a casa la gran parte degli obiettivi che l'Europa si è data al 2030-2035, noi dobbiamo fare in modo che il Veneto continui a tenere alta a spingere per stare sempre nella prima posizione a livello europeo, perché di questo si tratta. Veramente stiamo parlando di un territorio che fa delle cose davvero straordinarie. È un modello da copiare dal resto dell'Italia come dal resto dell'Europa, e alla fine ti risponde, dico, ma fammi dire due cose, però deve migliorare ulteriormente. Io credo che lo sforzo che Legambiente Veneto ha fatto
nel tirar fuori queste 12 proposte, e mi sembra che nelle interlocuzioni di questa mattinata le risposte puntuali, l'apertura dell'interlocuzione su come deve essere anche sul passaggio fondamentale che ci sarà, lo ricordava l'assessore Bottacin, nella redazione del nuovo piano regionale. Ovviamente quello è, come dire, è uno snodo importante per capire come l'ottenimento di ulteriori miglioramenti si potrà davvero concretizzare, perché stando alle cose che può fare la regione, il territorio veneto a partire dal nuovo piano regionale, perché insomma sulla riduzione degli imballaggi, quello ovviamente sono competenze che non competono ovviamente alla pianificazione regionale. Si può fare però un ulteriore lavoro sul tema della prevenzione, l'obbligatorietà della tariffazione puntuale per tutti i comuni, quello è un passaggio fondamentale. Bisogna lavorare perché tutti i capoluoghi facciano al meglio. Ci sono capoluoghi straordinari nella regione Veneto, ce ne sono altri che sono un po' più in difficoltà. Ecco, bisogna continuare questo percorso, bisogna lavorare sul fronte dei comuni turistici, bisogna completare l'impiantistica, quella è un'impiantistica che ha ragione l'assessore Bottacin, ogni regione deve essere autosufficiente, ma non perché non voglio fare ragionamenti autonomistici. Il principio di prossimità deve valere anche nel ciclo dei rifiuti, e quindi è fondamentale che il centro-sud realizzi gli impianti, e l'assicuro, assessore, che stiamo facendo un lavoro nel centro-sud con i nostri comitati regionali, con i nostri circoli, per fare gli impianti. Adesso magari mi capita meno di girare per l'Italia in questo periodo, ma c'è un lavoro continuo per permettere la realizzazione degli impianti nel centro-sud. Spesso siamo da soli a difendere gli impianti, a partire dagli impianti a biometano, ma questo è un lavoro fondamentale da fare, perché bisogna smetterla con l'economia che fa circolare rifiuti, e il centro-sud ne fa circolare tanti rifiuti. Bisogna fare l'economia circolare vera. Bisogna completare l'impiantistica, perché insomma è vero che il Veneto può vantare l'unico impianto al mondo che è in grado di riciclare i pannolini. Con Paolo conosciamo bene questa storia, perché ho inaugurato per 2 volte quell'impianto, sia quello sperimentale che quello su taglia industriale. Bisogna fare in modo che ovviamente questa impiantistica si possa realizzare dappertutto, ovviamente, no? Anche nelle altre province, le terre di spazzamento, c'è da fare un lavoro, come dire, di cesellatura anche sul fronte impiantistico in una regione che colma anche le lacune degli altri. Poi c'è la partita dei rifiuti speciali, perché ovviamente che sono in termini numerici molto più importanti dei rifiuti urbani, e su quello ovviamente la regione ha strumenti un po' più spuntati, ma si possono mettere in campo una serie, rispetto agli urbani, ma si possono mettere in campo una serie di cose per fronteggiare quella che è appunto l'economia, per mettere in campo anche, completare l'economia circolare sui rifiuti speciali. E noi non abbiamo abbiamo aperto in Veneto il ragionamento sulla necessità di realizzare impianti per trattare l'amianto, i rifiuti contenenti amianto sui territori. Questo è un tema su cui si scatena l'inferno, ma bisogna affrontare con serenità la necessaria realizzazione di impianti o l'autorizzazione di moduli in impianti già esistenti che permettano di smaltire l'amianto, perché noi non possiamo assolutamente pensare che l'amianto continuiamo in gran parte a portarlo in Germania, perché questo incide sui costi di trasporto, sui costi di bonifica, e questo alimenta l'illegalità. Questa interlocuzione che ormai abbiamo da diversi anni con la Regione Veneto credo che sia importante, perché vogliamo dare anche in questa occasione, in questi mesi, il nostro contributo per fare in modo che il piano regionale sia il migliore in assoluto a livello nazionale, anche perché, e rispondo alla domanda di Enrico, il modello Veneto è un modello che deve essere replicato dagli altri territori. Le regioni devono dare il loro contributo, ovviamente. Io negli ultimi anni ho parlato più volte della legge regionale sull'economia circolare dell'Emilia Romagna, che è una legge molto importante, che fa pagare lo smaltimento, l'ecotassa per lo smaltimento in discarica sul secco residuo a smaltimento, non sulla percentuale differenziata. Ci sono delle cose che in giro per l'Italia vanno l'obbligatorietà della tariffa puntuale dell'Emilia Romagna e della Regione Lazio entro il 2020, che poi si completerà nel 2021. Ci sono una serie di iniziative a livello regionale che sono avanzate e che devono essere replicate.
Certo, dall'altra parte bisogna sfondare, come dire, bisogna rompere quello che è un problema cronico nel nostro paese, che è la difficoltà dei territori a facilitare il completamento dell'economia circolare. Si parla sempre della sindrome NIMBY dei cittadini, che c'è, e siamo noi i primi a doverla fronteggiare perché vogliamo che gli impianti si facciano. C'è anche la sindrome NIMTO, quella degli eletti. Qui bisogna che gli eletti nei comuni, nelle regioni, in Parlamento si prendano in carico la loro dose di responsabilità, perché troppo spesso le sollevazioni popolari diventano poi motivo per aumentare il proprio consenso elettorale e poi vengono meno quelle che sono vengono meno quelli che sono i benefici della collettività. Insomma, la partecipazione sui territori è fondamentale per poter fare questo passaggio ulteriore. Il territorio deve dare il suo contributo a livello nazionale, e chiudo. Noi abbiamo una serie di cose che vanno messe in campo dal livello nazionale, assolutamente. Se penso, abbiamo recepito il pacchetto di direttive sull'economia circolare in maniera letterale. Non abbiamo fatto un'operazione particolarmente coraggiosa, fortemente innovativa, ma va bene, insomma, si poteva fare un po' meglio forse su alcune cose, ma va bene. Ci sono alcune cose che dal livello nazionale si possono fare. Se penso a come non è strutturato, i cittadini non si fidano in diverse regioni perché l'ente di controllo non è strutturato. Non tutte le ARPA sono come l'ARPA Veneto, l'ARPA Lombardia o l'ARPA Piemonte. Poi si può migliorare anche in Veneto, Lombardia e Piemonte, ma nel centro-sud è un disastro. Mancano i decreti del Ministero dell'Ambiente per attuare la legge sul sistema nazionale di protezione ambientale, ad esempio. Arriveranno i 209 miliardi di euro del Next Generation EU. Noi, insomma, interessa molto, ovviamente, e l'economia circolare sarà uno dei pilastri su cui l'Italia deve realizzare il nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi stiamo facendo un percorso a livello nazionale per fare in modo che il PNRR usi tutti i soldi innanzitutto, e l'Italia non è campionessa nell'utilizzare tutti i soldi, li utilizzi al meglio e lo faccia per le cose che servono. Non spendiamo soldi per confinare la CO2 nei fondali marini dell'Alto Adriatico o per fare il tunnel o il ponte sullo stretto di Messina. Non prendiamoci in giro, facciamo le cose che servono. Sull'economia circolare, alcune cose è importante che i territori avanzino proposte per fare in modo che una parte di quelle risorse, che non sono infinite, ma che sono importanti, ma non infinite, quindi la selezione dei progetti sarà decisiva, si possano fare per, ad esempio, fare le bonifiche dei siti orfani. Quello è un tema per recuperare, rimarginare le ferite del passato, l'impiantistica dei soggetti pubblici che magari non hanno la possibilità di avere le risorse per poter fare questo. Cioè, si possono fare anche alcune cose sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Su questo sarà fondamentale che il governo nazionale abbia le idee chiare, ma anche i governi regionali, perché le regioni hanno un ruolo non banale, non decisivo, ma non banale per definire al meglio il PNRR. Nelle prossime settimane cercheremo di convincere tutte le regioni a dare un contributo al governo nazionale sull'economia circolare e non solo, per fare in modo che vengano finanziati i progetti che veramente rendano l'Italia più verde, più digitale e più inclusiva. Grazie a Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Stiamo andando verso le conclusioni di questa mattinata, ma io sono un po' sgrammaticato, quindi avete 30 secondi di tempo ognuno. Mi riferisco a Paolo Contò, Giampaolo Vallardi e Giampaolo Bottacini per fare la vostra richiesta a Legambiente in 30 secondi. Contò, cosa chiede a Legambiente Veneto? Di essere quella che è affiancare le istituzioni dal punto di vista della partecipazione sociale. Poi le istituzioni hanno le loro responsabilità, ma siete pungolo ma anche proposta e con responsabilità, affiancate quando sono deboli, quando hanno delle difficoltà, datemi una mano, fate attenti quando invece vanno fuori dalle indicazioni che abbiamo condiviso tutti oggi, ma parlo un po' in generale. Grazie al nostro inviato nel futuro. Senatore Vallardi, cosa chiede a Legambiente Veneto? Legambiente Veneto è già brava di suo, non perché siamo qua per sviolinare, ma perché lo sanno. A Stefano Ciafani chiedo quello che già sta facendo, portare in giro, replicare, mutuare il modello Veneto, che penso sia sicuramente le fondamenta, le abbiamo già accettate in Veneto.
su tutto il nord-est, e però dobbiamo riuscire a portare il resto dell'Italia allo stesso livello del Veneto. Quindi continuate su questa strada e credo che i problemi dell'Italia, insomma, non a breve, ma speriamo per il 2030 si risolvano dal punto di vista ambientale. Grazie al senatore Vallardi. Assessore Bottacina, approfitti di questa occasione, cosa si aspetta da Legambiente Veneto? Io chiedo niente, nel senso che ci hanno già fornito 12 punti molto interessanti, ci forniscono la collaborazione, quindi sostanzialmente chiedo che continuino a fornire la collaborazione, ognuno con il suo ruolo, no? Il ruolo che ha. Ho sentito le parole del Presidente Ciafani e credo che siano parole che rappresentino il senso di responsabilità, no? Di un'associazione che si affianca alle istituzioni, perché a volte è facile, no? Rappresentare qualche, come dire, associazione. In Italia poi i comitati, le associazioni nascono ogni giorno, però poi bisogna avere la serietà e la responsabilità di affrontare le tematiche a 360 gradi, e credo che Legambiente faccia esattamente questo. Quindi, al di là di essere un'associazione non paragonabile ad altre nella sua struttura, ma le parole che sono state dette rappresentano grande senso di responsabilità, e quindi avere un'associazione come Legambiente che può dare il suo contributo, dove possiamo attuare dei confronti reali e perseguire degli obiettivi a volte magari non identici, ma sicuramente con molti punti in comune, credo che sia un vantaggio per tutti, soprattutto per le istituzioni. Grazie davvero di cuore. Allora, Luigi Lazzaro, stiamo concludendo la mattinata. Che cosa ci aspetta con la ripartenza dei lavori alle 14? Cosa accadrà? Sì, intanto approfitto anch'io per chiedere una cosa a tutti gli ospiti, che ringrazio di questa sessione così importante. Una l'avete ribadita voi, la responsabilità, un'altra è il coraggio di prendere decisioni importanti, come ha detto Ciafani, e di portarle avanti, e quindi di rischiare, tra virgolette, un impegno che forse tanti cittadini ancora oggi non capiscono, ma che dobbiamo insieme aiutarli a capire, e la coerenza ovviamente con gli obiettivi climatici, perché è bene ricordarcelo, diciamo, è ora, come dice la campagna Tesseramento 2021 di Legambiente, non possiamo più aspettare, bisogna agire, partiamo adesso e facciamolo insieme. Oggi pomeriggio ci aspetta dalle 14 alle 15 la premiazione dei comuni rifiuti free, dei premi speciali per chi, diciamo, è eccelso in Veneto nell'ambito della riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata, menzioni speciali, alcune esperienze di buone pratiche, soprattutto di inclusione circolare, così l'abbiamo definita, insomma, insieme a Legambiente attraverso un progetto, il progetto di economie circolari di comunità, e menzioni speciali a quei comuni che emergono, fanno bene, che in questi 5 anni, in questo lustro di Ecoforum, hanno dimostrato non solo di raggiungere l'obiettivo, ma anche di sapersi migliorare anno dopo anno. Oggi pomeriggio li incontriamo, li conosciamo. Bene, in questo studio che abbiamo realizzato grazie all'impegno della cooperativa Pleiadi e al nostro partner tecnico Trama, è stata con noi per la mattinata, e quindi la salutiamo ora Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona. Grazie. Eccola lì, accanto a lei Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, che invece tornerà nel pomeriggio. Vi ricordo dunque, ci si ritrova alle 14 in diretta sui canali social di Legambiente Veneto e della Nuova Ecologia. A tra poco.